Benvenuti, oggi è sabato 27 luglio 2024. Il sole sorge alle 5.59 e tramonta alle 20.13. La luna sorge alle 23.51 e cala alle 12.47. Oggi si celebra San Pantaleone. Il nome Pantaleone ha origine greca e significa interamente leone. Il 27 luglio ricorre la giornata mondiale del cane randagio. Istituita nel 2008, tale ricorrenza si propone come obiettivo quello di porre l'attenzione sui moltissimi cani che girano per le strade della città, anche a causa del triste fenomeno dell'abbandono da parte dei padroni. È quindi necessario promuovere una cultura differente nei confronti degli animali domestici, di sensibilizzazione e cura nei confronti di tutti gli animali. Sono 56 le candeline per l'attrice messinese Maria Grazia Cucinotta. Arrivata terza a Miss Italia nel 1987, viene scelta da Renzo Arbore come valletta per il programma Indietro tutta. La sua fama è mondiale, oltre che per la bellezza, anche per il ruolo nel film Il Postino con Massimo Troisi. Festeggia 85 anni il cantante Giuseppe Faiella, meglio noto come Peppino di Capri, nome d'arte legato al luogo di nascita. Scoperto per caso nel 1958 dagli impresari di una casa discografica milanese in vacanza a Capri, debutta col gruppo Peppino di Capri e i suoi Rockers, proponendo in lingua italiana i successi del rock and roll americano. Negli anni 60 si afferma come re del twist e sforna brani storici come Roberta e Champagne. Ha vinto 2 volte il Festival di Sanremo, nel 1973 e nel 1976. Infine, oggi compie 42 anni il pugile casertano Clemente Russo. Nel suo palmarès spiccano le medaglie d'argento vinte alle Olimpiadi di Pechino 2008 e Londra 2012. Ha preso parte anche a numerosi programmi televisivi e ha partecipato al film Tatanka, ispirato a un racconto di Roberto Saviano. Quando non si è sinceri bisogna fingere e a forza di fingere si finisce per credere. Questa saggia verità l'ha scritta Alberto Pincherle, in arte Alberto Moravia, nel suo libro d'esordio che irrompe sulla scena letteraria il 27 luglio del 1929, Gli Indifferenti. Romanzo psicologico che denuncia l'esistenza passiva e priva di emozione di 2 giovani fratelli, Michele e Carla, indifferenti alle meschinità e ai tradimenti che serpeggiano tra famiglia e cerchia di amici. L'opera ispirerà l'omonimo film nel 1964 con Claudia Cardinale e Rod Steiger. Un libro stupendo che vi consiglio davvero di leggere. Ma lo sapete perché quando si prende una botta sul gomito a volte si sente la scossa? Succede quando si colpisce il nervo ulnare, una terminazione nervosa che dà sensibilità alle ultime 2 dita della mano e che percorre tutto l'avambraccio. Se si piega il braccio, il nervo è esposto agli urti, altrimenti, tenendo il braccio disteso, verrà protetto dalle ossa dell'articolazione. Buon fine settimana ai 12, un fine settimana che si preannuncia pieno di vita ed energia per alcuni segni zodiacali, scopriamo insieme quali. Ariete, sicuramente per voi l'inizio di un bellissimo weekend della Luna nei vostri gradi e parla di affettività con un bellissimo trigono a Venere, che dirvi, dedicatevi all'amore. Toro, giornata spettacolare oggi proprio perché Plutone e Nettuno che placano il vostro Urano e lo rendono molto più romantico. E beh, oggi è il caso di risedurre il partner per i singoli grandi occasioni.
Gemelli, la giornata di oggi prevede un bellissimo trigono Marte-Plutone, per cui energia e forza seduttiva molto grande, anche il Sole è dalla vostra parte. Venere è decisamente l'unica nota stonata, è quel Mercurio in Vergine che vi dichiara guerra. Poco conta però se vi concentrerete molto sull'amore e soprattutto se una volta tanto riuscirete a rinunciare alla comunicazione a tutti i costi, quella verbale intendo. Cancro, la giornata di oggi è una giornata con una luna vigorosa, ma a voi di quadratura. Forse vi potrà capitare intorno a voi di vedere accordi e disaccordi che vi lasciano un po' fuori, come se vi sentiste un po' esclusi, fuori binario. Non temete però per questo, perché oggi sarà una giornata ottima per vedere le cose con oggettività e soprattutto da un campo economico, proprio per arginare delle perdite o per risparmiare danaro. Leone, giornata oggi molto importante proprio perché la luna oggi strizza l'occhio a Venere ed è proprio in amore che oggi trionferete. Il Sole e Marte sono dalla vostra parte e vi sentite pervasi da una grande energia, anche se Plutone fa di tutto per farvi ancora temere qualcosa. L'uscita di Mercurio vi rende più leggeri e liberi di amare. Questo Sole splende per voi, è un ottimo momento anche per allargare la famiglia e sentirsi nel pieno fulgore della propria estate. Vergine, Mercurio ancora non va d'accordo con Urano e Marte, c'è ancora un po' qualcosa da risolvere, ma sicuramente la vostra capacità dialettica aumenta e anche la vostra possibilità di proporre delle soluzioni intelligenti e nuove. Il vostro planetario comunque sintetizza un po' di nodi che vengono finalmente a pettine e anche in amore. Qualcuno vi dirà che forse sbagliate in alcune cose. Ascoltate quello che ha da dire il partner. Bilancia, la giornata di oggi prevede ancora la Luna in opposizione, ma l'accordo con Venere le fa stabilire un decreto di non belligeranza, per cui seppure con qualche titubanza accetterete qualche invito a cui magari sarete riluttanti all'inizio, si rivelerà invece una serata brillante e piacevole. Scorpione, la giornata oggi che vi vede ancora un po' fuori dai giochi, quell'Urano vi sobilla a cercare comunque delle nuove soluzioni che sapete che però arriveranno tra qualche tempo. Questo sabato comunque è fatto per seguire bene dei dettami un po' più razionali e soprattutto per evitarvi di cadere negli stessi errori, negli stessi posti e magari tra le braccia della stessa persona con cui non state poi troppo bene. Sagittario, giornata molto interessante, luna di trigono, qui ben poco potranno Marte e Giove, che sì, vi stancheranno un po', ma non impediranno a Venere e alla luna di farvi sentire il calore degli affetti, qualche congiunto che torna a casa, rivedere dei vecchi amici. Oggi è una giornata da dedicare all'affetto, a tutto il resto ci penserete da lunedì in poi. Capricorno, una giornata di luna di quadratura, oggi siete un po' infastiditi umoralmente, ma tutto procede, lo stare in panchina per voi è un po' fastidioso, troverete però interessante la lettura e soprattutto le chiacchiere di un amico che vi informa di qualcosa. Mercurio è tornato dalla vostra parte. Acquario, a proposito di Mercurio che ha finito l'opposizione, quindi anche voi non siete loquaci come al solito, ma sicuramente non troverete impedimenti nella comunicazione, quindi date il via ad una socievolezza un po' più aperta e possibilista e soprattutto oggi forse potete contemplare l'idea di abbandonare dei progetti che non vi convincono magari troppo per il futuro. Pesci, giornata oggi con una luna di seconda casa brillante e che vi porta un po' di fortuna nell'ambito economico. Oggi potete spendere per qualcosa di bello per voi e anche coccolarvi un po', anche autoreferenzialmente. Ehi, che succede, amico? Questa frase iconica è stata pronunciata per la prima volta il 27 luglio del 1940, quando Bugs Bunny fa il suo esordio nel mondo dei cartoon nel cortometraggio Caccia al coniglio. Furbo e lesto, il coniglio grigio è in assoluto uno dei personaggi animati più famosi al mondo e da diversi studiosi è considerato il miglior esempio di comicità intelligente americana. Magari voi siete degli stacanovisti nel lavoro, nello studio, sempre pronti a dare il massimo.
Ma sapete, c'è chi ha un approccio diverso. C'è un motto che molti seguono alla lettera: minimo sforzo, massima resa. Oggi vi parlerò di un proverbio inglese che esprime proprio questa mentalità. To cut corners, letteralmente significa tagliare gli angoli, ma il suo significato va oltre. Questo proverbio indica la tendenza a cercare il modo più facile e veloce per ottenere un risultato, senza preoccuparsi troppo dei dettagli o della qualità. In altre parole, si tratta di andare al risparmio, fare il minimo indispensabile. E voi, che tipi siete? Non perdete l'opportunità di restare sempre aggiornati con i nostri video. Iscrivetevi e attivate le notifiche per non perdere nessun nuovo contenuto. Simeone è una figura misteriosa di cui si sa poco. Noto per aver vissuto su una colonna e aver esercitato grande influenza, tanto che anche gli imperatori seguivano i suoi consigli. La fama di Simeone ha ispirato altri asceti, tra cui spicca Simeone il Giovane, che ha superato il suo stesso record resistendo per ben 68 anni su una colonna. Tuttavia il Simeone che più comunemente ricordiamo è il protagonista del film di Buñuel intitolato Simone del deserto del 1964. In questa pellicola Simeone viene tentato dal diavolo che si manifesta sotto le spoglie di una fanciullina che si trasforma in una seducente donna. Questa scena ha conquistato l'immaginario di molti uomini. Ci salutiamo con la frase del giorno. È meglio essere odiati per ciò che si è che essere amati per ciò che non si è. Ma non preoccupatevi, ci sono anche casi in cui si è amati per quello che si è. Noi vi aspettiamo puntuali domani con nuove curiosità e storie avvincenti. Non mancate. Buona giornata dalla vostra Martina.